Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, dal Comandante Veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora raga, vediamo un po' di portare a casa sto mondiale Moto 3. Ho ricevuto un po' di messaggi del Comandone è più veloce, cosa. Però ragazzi, sinceramente ho visto che comunque vado nelle gare dove sono favorito, riesco a vincere o comunque a giocarmela bene. Sinceramente vado un po' più tranquillo, così almeno è anche un po' più combattuta, perché sennò poi ragazzi il Comandone vince troppo semplice, era proprio il Comandone domina, poi anche Tori si incazza perché non c'è più la suspense. Ora cerchiamo di ce la dobbiamo giocare in maniera un pochettino più pesante. Allora, Folger, quante cagate che sparo. Comunque, Folger, oggi ho fatto un giro preliminare e ho fatto i preliminari. Ah no, al Sachsenring ed è campione dei tifosi. Bene, Vasquez, piccola pausa dopo Assen. Frenati, ragazzi, freno sempre, ok? Andiamo, Gran Premio del Sachsenring. Ragazzi, purtroppo qualificazioni scandalose. Al Sachsenring, 19° posto in griglia, ma possiamo rimontare in gara. Ormai l'impostazione di MotoGP, ma chi se ne frega. Dai Comandone, che è più bello vincere così, se no con 50 secondi di vantaggio ogni gara sarebbe una noia mortale, un po' come la Liga con PES. Bravo Comandone Carrasco, è caduto intanto, ma a me non me ne fotte un cazzo. Grande, già settimo posto, però il Comandone... Attenzione! Bruttissimo incidente, non so per chi, forse per Rino o Vino. O Gattusino, no, Rino Gattuso. Incidente per Gattuso bruttissimo. Questa è un'occasione da sfruttare, Gattuso è messo bene in classifica. Dai, come non è quinto posto veneziano. Dai, buona curva, ciao malesiano di merda. Ecco il malesiano di merda, fuori dai maroni, no. No. Ecco la cagata. Guidiamo puliti, ragazzi. Bene andare un po' più piano ma arrivare alla fine. Ciao malesiano. Che c'è Marchetto Marquez da superare. C'è Marchetto Marquez. Il Marchetto taroccato però. Questo è il Marchetto Marquez taroccato. Il fratellino, cos'è? Alex, non mi ricordo più. Alex Marquez. Oh, giro record divino. Quarto posto non basta, Ho bisogno della prestazione superiore se voglio non perdere troppi punti. Comunque dopo tanti anni di MotoGP veramente è dura, tornare in Moto 3. Anche a livello di adrenalina, ste moto qua sono abbastanza una rottura di coglione. Ah, guarda che roba, però va in cura a tomare. Malesiano, la principessa si vanno sempre in coppia questi due coglioni azzi qua. Ma Dio santo. Dai cazzo, dai, madonna, spingi sta moto. Dai, almeno sono combattute le gare, l'unica consolazione è questa. Bella, questa l'ho presa bene, questa mi è piaciuta. Possiamo ancora rimontare tra i primi. Bella questa l'ho rischiata alla grande. Dai, spingi sto catorcio obeso. E che Vino mi sembra Vino prima in classifica, non mi ricordo neanche più le classifiche. Mamma mia, come sono preso male. Final lap veneziano, ragazzi. Un quarto posto che mi sta un po' sui maroni, È abbastanza ufficiale la cosa. Sto diventando veramente la mia bestia nera la Moto 3, Dai, malesiano di merda, madonna, il malesiano, ragazzi, spacca proprio i maroni. Dai, cazzo, dai, no, beh, addirittura quinti no, però, Niente da fare, niente da fare. Oggi ho beccato la giornata che non sono in forma perché
Ce la mette Saxari in quinto posto, così mi sta proprio sui coglioni. Dai, almeno quarti, cazzo. Salviamo almeno la faccia con un quarto posto. Occhio, appena ho cercato di un attimo di rischiare qua. È che non la sento, non mi sento sicuro di tirare di più. A parte in sta curva, perché non lo so. Probabilmente ho perso la mano. Ah, qua ho frenato veramente troppo, vabbè. Va bene. Quarto posto come mediano, sono comunque punti preziosi, però è chiaro che... No, no, Malesiano, guarda se mi supera Malesiano mi girano i coglioni. No, Malesiano, almeno il quarto posto come mediano. Quarto posto come mediano. Vediamo subito la classifica. Siamo secondi da Salmone a 11 punti. Beh dai, siamo ancora là, a pari punti con Vino Bene. A me piace sto mondiale. Siamo ancora tranquilli, dai. Twitterone. Allora, Pavesini, pensa solo alla prossima gara come Endone. Il malesiano di merda. Solo un malesiano di merda. Yeah. La cagata può capitare che in alcune gare non si riesca a esprimersi al meglio. No, per il malesiano di merda non so il perché, ma è il mio idolo. Ok. Prossima gara dove cazzo l'è? Indianapolis. Beh, qua dovevamo vincere no al 100, al 1000%, se no so cazzi. Il vaffanculo Indianapolis Grand Prix, perché la Red Bull è la traduzione di Red Bull. Se voi andate su Zanichelli, traduzione di Red Bull, vaffanculo stronzi. Ok. Comunque Raikkonen alla Ferrari si gode. Alonso Raikkonen me lo godo, anche se mi sarebbe piaciuto vedere anche magari un Rosberg o un Gigione Hamilton. Vabbè. Allora, frenati, correre a Indy fa davvero avere voglia di mettere la propria firma sul dino più alto. Rivera nell'ultima intervista ha promesso un bel piazzamento. Cornflakes, correre a Indy fa avere voglia di mettere la propria firma. Vai ragazzi, 11° posto in griglia, va abbastanza bene messo. Basta scherzare, a Indianapolis voglio la vittoria, punto e anche basta. Vai ragazzi! Ecco, frenati che mi ferma, molto bene. Non posso far scappare via nessuno, se no mi girano i maroni. Dai comandone, buttati in mezzo alla mischia. Ecco Salmone. Dai comandone, siamo già terzi, dopo neanche un quarto di giro. Vai. Incidente per Reggie Miller. Ecco, andiamo per campi, molto bene. Dai, non posso scappare via però sti due stronzi subito, cazzo, mi capisco tutto, ma che cosa hanno veramente? Un razzo in culo? Guarda Gattuso cosa fa? Anche lui per campi. Dai, come non ne spingi sta merda, dai. Salmone è quarto comunque. No, devo vincerla però questa, non mi interessa. Anche perché comunque non c'è solo Salmone, sono gli stessi punti con Vino. Siamo tutti là, cazzo. Poi c'è Gattusino che anche lui comunque non è messo male, anzi. Dai comandissimo. No, prende le curve così, niente ciò. Oggi il comandone non è in forma, la cosa è abbastanza ufficiale. Guarda Rino come sta rischiando, ragazzi. Rino sta veramente guidando da come un drogato marcio, Intanto pioggia anche a Indianapolis, veramente ho beccato solo pioggia. Avete proprio ragione ragazzi, in Moto 3 piove sempre. Dai comandone, bravo, bravissimo comandone, questo l'ho presa bene. Adesso buttiamoci in mezzo sti due frociazzi. Con tutto il rispetto chiaramente. Sti due qua sono veramente due stronzi, altro che... Sono due stronzi maledetti questi. Dai comandone, che cazzo però. Dio santissimo, dai però. Ciovino sta andando alla grande,
Dai, Comendone, dobbiamo vincere. Comendone winner. Vittoria. In tedesco non so come cazzo si dice, dai. Madonna, la sento sempre sbandare sta moto, cioè non... Boh. Dai, comendissimo che è qua, Vino. Sto mongolo è qua, dai. Dai, comendissimo. Hai un giro per superare Vino. Un giro per superare Vino. Dai, comendone, puoi fare il final lap comendiano, lo puoi fare nelle tue corde, il final lap comendiano, essere nelle tue corde. Dai. Ma porca puttana, certo che anche la pioggia, però che sposo, ho veramente sfiga. Grande comendone, questa l'ho presa bene. Dai, è là, è qua, ragazzi, è qua, Vino. Se porca miseria, basta fare qualche curva decente ed è fatta. Dai, venezianone, dai, venezianone. Voglio la vittoria proprio alla fine. No, con questo errore ho buttato via tutto, ho paura. Certo che non faccio del culo la mia prima virtù, però è che sporo, Dio santo. Niente da fare, eh. Per poco, ragazzi, per poco, perché comunque sono qua. Dai, comandone, proviamoci, anche se è finita, proviamoci. Dai, magari alla fine sarebbe bellissimo, cazzo. Mettiamoli almeno pressione. E vabbè, non così però, eh. Vai, secondo posto, niente da fare. Si vede che le difficoltà di questo gioco è la Moto 3, porca puttana. Secondo posto, ma che cazzo Ha ottenuto esulti, un Dio santo. ottimo secondo posto, ragazzi. Gli applausi del suo team sono veramente meritati. Sì, amore, sì. Bravo Guido. Comunque siamo a 5 punti del primo, quindi siamo là. Cioè, in realtà è un campionato bellissimo. Questo è forse il più bello a livello di punti, di gare combattute. Però, cioè, avendo vinto in MotoGP 3 volte, mi giro mi fai i coglioni. Cioè, vedi, Vino sono 168, Salmone 167, Veneziano 163. Io penso che dopo gli altri siano un po' indietro. Però siamo 3 piloti 5 punti, è un bellissimo mondiale. Ok, email. Dato deludente. Vediamo la zoccolona personale. Twitterone. Allora, Rino Gattuso, dello spettacolare con Veneziano. Vino, grande ragazzi. Ragazzi, quanto tempo che non correvo una gara così. Mika Hakkinen, Calione. Le gare sfortunate passano. Ok, prossima gara. Brno. Anche questa è una gara abbastanza fondamentale, visto che qua ho sempre vinto. In tutte le categorie. Grand Prix Czech Republic. Ok, allora mail. Qua il coglionazzo. Jordi Arquer. Ok. Brava Zoccola. Twitterone. Cornflex, ciao a tutti. Folger, siamo a Brno e Salmone, ho voglia di salmone. Ok, ciao bello. Ragazzi, 11° posto in griglia, ma non è il problema più grave, anzi il problema è che dobbiamo vincere oggi, per rimontare in classifica piloti che siamo a 5 punti dal primo e a 1 dal secondo. Non siamo messi male, ma a Brno dobbiamo fare il risultato. Dai, comendissimo. Bravo, Comenda, già al quinto posto, non devono scappare via sti figli di puttana. Salmone terzo e Vino esce primo addirittura, già primo, no, fiori. Curva presa di merda.
Bravo Comendone, no par campi però. Quarto posto non basta chiaramente, siamo dietro a tutti e due i primi e il secondo in classifica. Dai, comanda la tua gara però qua proprio sì che non puoi fallire. Bravo Comenda, ecco c'è Vino adesso. C'è Vino da superare, devo vincere per andare primo in classifica e mettere pressione sugli avversari. No, ste curve, cazzo! Ma no, ste curve, Comendone, no! Con queste curve, Comendone, non vincerei mai una sega. Grande Comendone. Dai che a Bernè ho sempre vinto, cazzo. Dai che Bernè ho sempre vinto. Almeno stare davanti a Vino. Almeno quello. Questa salita che sta moto non va neanche avanti. Ancora una... No, veramente non ho parole ragazzi. Non mi trovo con sta moto. Per carità io freno troppo. Freno come fosse una moto GP. Però non mi trovo. Non la sento mia. Non la sento mia sta moto. Purtroppo è anche Vino quello davanti. Proprio non ci voleva ragazzi. Adesso sono cazzi. Dai, sfruttiamo un po' la bagarre tra loro due. Ma non può cadere, porca puttana. Una scivolatina proprio del cazzo, senza farsi male, chiaramente. Dai, Comendone, dai, cazzo, dai. Troppi piazzamenti quest'anno. Sono costante, però non riesco a dare la stoccata. Beh, questa è la curva che posso un po' rubarla, diciamo. Dai, almeno davanti a Vino, almeno davanti a Vino. Faccio questa curva proprio oggi, non riesco a farla. Ma Dio Christiansen. Niente, quando hai quelle giornate che non ti va niente, è meglio non giocare, secondo me. Dai, Comendone, dai, cazzo, dai. Dai che sono vicini e ho preso molto terreno da Salmone. Bravo Comenda. Oh, finalmente il Comenda ha fatto due curve da Comenda. Vai fuori dai coglioni, Vino. Vai fuori dai maroni. Questo l'ho preso ancora di merda. Niente da fare. Questo la prendo sempre a cazzo oggi. Ho un giro per superare questi due coglionazzi. Final lap ragazzi, final lap comediane. Qua mi gioco il mondiale, me lo gioco in sta gara. Perché non vincere a Bernard sarebbe un colpo pesante per il morale. Salmone mi sta recuperando. Dai che ha sbagliato Vino, dai che Vino ha sbagliato. Sfruttiamo sto colpo di culo. Dai che Vino ha sbagliato. Però anch'io non prendo le curve come si deve, non c'è niente da fare. Niente, il Comendone non è in forma ragazzi, è ufficiale. Sono a un passo da superarlo, porca puttana. Dai che se lo supero. Dai, l'esternazzo puro. Mamma che duello con Vino, qua ci giochiamo tutto ragazzi. Grande Comendone, grande. Adesso andiamo anche a vincerla. Dai che c'è Gattosino. Andiamo a vincerla, cazzo. Andiamo a vincerla alla fine, dopo una gara un po' in sordina. Nella mia Bernard. E siamo primi. Presso ce l'ho tanto. Adesso Vino può sfruttare anche la bagarre. Chi cancari di sua morti.
calma. Siamo primi proprio all'ultimo giro. Siamo primi proprio all'ultimo giro. Maledetto Gattuso. Rino. Mamma che duello. Sarà anche una merda sta moto, però è bello fare sti duelli. Piuttosto di vincerla tranquilla, sono sincero, io preferisco così, ragazzi, lo sapete. Ultima curva ed è quella che prendo peggio di solito. Calma Comenda. Chiudilo, ma vai in culo, era male. No, tutti e due però. Dai Comenda alla fine. Niente da fare, non vuole arrivare sta vittoria, vaffanculo, vabbè. Un ottimo risultato sia Mamma per lui che mia. per la squadra e soprattutto lascia ben sperare per le prossime gare. Ragazzi, ma che fatica, sto sudando. Cioè, non ho sudato in MotoGP, sudo in Moto3 dopo 50 anni di MotoGP. Incredibile. Però ragazzi, questa ultima stagione, questo mondiale, cioè veramente, come sempre, le stagioni del Comera sono qualcosa di allucinante. Cioè, tranquillità zero, fioi. E voi lo sapete bene. Twitterone. Vinales, anche se alla fine Veneziano è andato avanti, spero che il nostro duello abbia divertito. Gattusino, complimenti a Veneziano. Profiterò. Va bene, la prossima volta andrà meglio e vaffanculo. Guardate la classifica, ragazzi. Vino 184, Veneziano 183, Salmone 180. 3 piloti in 4 punti. Sono a un punto dal primo posto. Prossime 3 gare. Silverstone, Misano, Aragon. Dobbiamo fare bene, ma non voglio fare pronostici. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.